amici della buona cucina, benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo una ricetta siciliana per eccellenza. Si tratta di come andare a condire i pomodori secchi. Allora, per chi come me, insomma, abitavo in Sicilia e quindi siamo cresciuti nel sud dell'Italia, è un gesto molto comune vedere le nostre nonne o le nostre madri che mettono del pomodoro così e sopra semplicemente anche un pezzo di tavola per farlo asciugare al sole. E oggi il consumo del pomodoro secco è sempre maggiore. Io attualmente abito in Germania e qui viene sempre più apprezzato il pomodoro secco. Ce ne sono tantissime qualità, addirittura ci sono ditte che lo vanno solo a passare nel forno, quindi è veramente importante stare attenti alla qualità del pomodoro secco. Ma se abitate in un posto molto soleggiato potete fare anche voi questa esperienza di mettere il pomodoro al sole, magari mettendo una rete per protezione per le mosche o altri insetti. Quindi andiamo a vedere come condire questo pomodoro in modo da insaporirlo. Per fare i pomodori secchi sott'olio useremo 150 g di pomodori secchi. Questi sono stati essiccati al sole e non sono stati conditi in nessun modo. Poi mettiamo del pepe nero, un po' di peperoncino, qualche seme di finocchio, prezzemolo, basilico e una foglia d'alloro. Ovviamente dovremmo usare l'olio d'oliva per andare a mettere il pomodoro secco dentro questa boccia. Andiamo a fare la preparazione. Bene, così per prima cosa prendiamo i pomodori e li incominciamo a inserire nella boccia. Cominciamo a mettere l'olio. E facciamo un altro strato. A questo punto possiamo incominciare a unire tutte le spezie. Cerchiamo un po' di schiacciarle. Possiamo mettere una buona quantità di spezie. Ok. L'olio lo mettiamo alla fine e continuiamo. In questo modo abbiamo condito i pomodori secchi. Allora provateli anche voi e buon appetito! Avete visto quanto è bella questa ricetta? Allora provatela, mi raccomando, in modo che poi potete servire un antipasto, magari insieme a del pane come delle bruschette, però questa volta al posto di mettere il pomodoro normale potete mettere il pomodoro secco sott'olio. Buon divertimento, sicuramente vi verranno anche voi altre idee e ci vediamo qui su Basilico Channel, il profumo della buona cucina.